Seconda corsa dall'Arcoveggio, una prova per 4 anni che vanno dietro le ali della macchina per i 1660 metri da percorrere. Non corre col 9 Bob Logan, 1 Blanca Daghi Alessandro Fonte, 2 Birba Dal Maurizio Visco, 3 Blanca Cash Antonio Barbaro, 4 Borg Griff Alessandro Gocciadoro, 5 Bemon Chuck SM Emanuel Pistone, 6 Barbarossa Griff Maurizio Cheli. In seconda fila 7 Brios Andrea Vitagliano, 8 Beautiful Trio Marco Stefani, 10 Belgnaro Lusi Roberto Vecchione. Allenamento che si va a completare con i favori in chiusura di gioco per Borg Griff e Alessandro Gocciadoro. L'autostart che accelera e li lascia con veloce Blanca Cash insieme a Birba Dal. Al largo Borg Griff è riuscito a contenere Bemon Chuck SM. Blanca Cash cerca di sfilare nei confronti di Birba Dal, a imboccare la prima curva e ci riesce, scende alla corda Antonio Barbaro al comando. Nei confronti di Birba Dal, poi Blanca Daghi in terza posizione, Borg Griff allo scoperto, che sul primo rallentamento ovviamente andrà a puntare in avanti, mentre Bemon Chuck ha trovato schema molto contrario, è andato a posizionarsi in ultima posizione. Dopo un lancio in 14,4 Borg Griff va a chiedere strada a Blanca Cash. 400 passati in 32, passa Borg Griff nei confronti di Blanca Cash, che con l'avversario a destra un pochettino se la prende, poi però Antonio Barbaro ne contiene gli ardori e lascia sfilare il favorito. In terza posizione Birba Dalla, allo scoperto Belgnaro Lussi, quarta lungo i birilli e Blanca Cash, in pariglia esterna Barbarossa Griff, lungo i birilli ancora Brios, poi Beautiful Trio e Bemon Chuck SM che chiudono il gruppo. Il mezzo miglio iniziale è passato in 1 minuto dal leader Borg Griff, che sulla piegata di destra continua a guidare il gruppo a ritmo ritenuto opportuno da Alessandro Gocciadoro. All'esterno Belgnaro Lussi non guadagna, e lì a lato di Blanca Daghi cerca di impegnarsi ora per andare su Birba Dal. Intanto il leader ha fatto un'altra frazione in 15,1, portato il chilometro in 1,15,2 e a 400 metri dalla conclusione sta guadagnando vantaggio nei confronti del resto dei rivali. 14,8 la dritta opposta alle tribune, Borg Griff in vantaggio, Blanca Cash in seconda posizione, poi Blanca Daghi, viene in mezzo alla pista Brios che cerca di venire a fare un po' di arrivo. La piegata conclusiva passata in 15,6 da Borg Griff, che è in chiara evidenza nei confronti di Blanca Cash e Blanca Daghi, poi Brios in vantaggio, Borg Griff netto nei confronti di Blanca Daghi che finisce bene al secondo, mentre per il terzo Blanca Cash si difende dal ritorno di Brios. 2 minuti 1,15,1 il ragguaglio cronometrico per il successo di Borg Griff. Alessandro Gocciadoro guida e training per i colori della scuderia Marseglia. Sgambatura bellissima da parte del figlio di Conway Hall, che conferma in corsa la sua superiorità. Percorso di testa dopo aver ottenuto strada da Blanca Cash. La vittoria è facile e meritata. Seconda Blanca Daghi, terza Blanca Cash.